Rabbia e violenza. La cronaca di un pomeriggio di follia viene consegnata alla storia di Vicenza. Il corteo dei centri sociali del nord-est contro la presenza di Israele alla Fiera dell'Oro si è trasformato in una guerriglia di strada. Gli investigatori stanno lavorando per riconoscere gli attivisti che coi caschi, i bastoni, i fumogeni e i petardi hanno deviato il percorso stabilito per entrare in collisione con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa che hanno ottenuto l'onda d'urto. Si è raggiunto anche l'obiettivo prioritario che ci eravamo prefissati, e cioè garantire il regolare svolgimento delle attività fieristiche. Addirittura in fiera non hanno avuto neanche la percezione minima di quello che accadesse all'esterno. La strategia stabilita in prefettura nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha funzionato, il dispositivo ha tenuto. Ma ci sono stati 10 poliziotti feriti, uno della Digos di Venezia, 9 del reparto mobile di Padova. Un agente ha riportato 20 giorni di prognosi a causa di alcune ustioni, mentre un altro ha una prognosi di 45 giorni per una lieve frattura all'altezza dell'arachide cervicale. 5 gli antagonisti identificati sul posto, 3 uomini e 2 donne, 2 i veneti, un vicentino e un trevigiano, poi c'è un croato, un bresciano e un abruzzese. C'è un'attività adesso che già da sabato sera si è aperta ed è l'attività info-investigativa, è un'attività complessa, è un'attività che dovrà esaminare una serie di immagini e di video di cui siamo già in possesso, chiaramente per risaltare eventuali posizioni degne poi di un vaglio dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono avviate e presto si arriverà alla denuncia dei violenti che sono arrivati allo scontro con la polizia. Adesso la questione però è sempre più politica. Che il diritto di manifestare è sacro, ma non bisogna mai trascendere appunto dalla dimensione pacifica delle manifestazioni. Dobbiamo vietare queste manifestazioni, dobbiamo reprimere i violenti dalle nostre città. Non è più possibile e non è più tollerabile una cosa del genere. Intanto a Vicenza la lista dell'ex sindaco di centrodestra Francesco Rucco chiede un incontro urgente a prefetto e questore e un consiglio comunale ad hoc. Un consiglio comunale che discuta di questo, di quali possono essere le misure, le richieste al governo per affrontare il tema dell'ordine pubblico in città, anche in vista dei futuri lavori della TAV, è quanto mai necessario. Non si facciano giri di parole, si vada dritti al punto, affrontando con determinazione quello che sta accadendo in città. Non possiamo perdere il controllo di una situazione che può diventare radicale anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni.